prime montagne. Turao oggi ha accusato un ritardo di 4 minuti e 17 secondi e insieme a Turao sono rimasti vittima di questa prima défaillance elementi come Bertoglio, Barone e Gimondi, che sono quindi scomparsi dai primi 10 posti della classifica generale. Ha vinto Giuseppe Saronni, che ha colto il secondo successo personale, e va sottolineato che quello di Saronni è il secondo successo italiano. Finora le vittorie italiane portano entrambe la firma di Giuseppe Saronni al suo eccellente esordio nel Giro d'Italia. Saronni ha vinto davanti a Roger De Vlaming, Francesco Moser, Giovan Battista Baronchelli, Torres, Johansson, Vandi, Knudsen, Battaglin, Panizza e un gruppo di una ventina di unità. Turao con Gimondi, Barone, Martinelli, Bertoglio è giunto a 4 minuti e 17 secondi. Rick Van Linden ha accusato un ritardo di circa 25 minuti. La corsa è stata impegnativa e selettiva. Ci sono stati 3 Gran Premi della montagna situati al piano delle 5 miglia, a Rio Nero, Sannitico e al Macerone, che hanno selezionato man mano i migliori del gruppo. Sono stati i Gran Premi della montagna una lotta fra Torres e Sutter, che lottano per la conquista della maglia verde, ma la vera selezione è quella che è stata operata in classifica. Ora la nuova classifica generale vede sempre Johan De Moink in maglia rosa con un vantaggio di 15 secondi su Francesco Moser, di 18 secondi su Knut Knudsen, di 33 su Roger De Vlaming, di 45 su Saronni, di 57 sull'ottimo Visentini, senz'altro la migliore rivelazione della prima settimana, 1,21 sul ritrovato Battaglin, 1,26 su Johansson. Domani ancora difficoltà, la tappa è breve di 145 km ma molto impegnativa. Ci sono la scalata del Monte Faito, quella del Monte Agerola, che è stata a lungo il punto dove si risolveva il Giro di Campania, c'è anche il ricordo delle imprese di Fausto Coppi, e l'arrivo sulla costiera amalfitana è ancora in salita a Ravello, è anzi il primo arrivo in salita. Se oggi c'è stata selezione è prevedibile che domani ce ne sarà di più.